Nugoro custumanzanusi che sti schidada cuzzicata da una manta de nive arta 30 cm, una temporada che non si vidiata dai decannoso. Tancausu fissioso e buttecasa, che dipendentes e commerciante non podiano trabicare chi in per un mezzo. Ha cominciato a froccare a ora desastrer de Manzano, gai commente aiat abisausa protezione civile, prosichire sempre de prur finza a Manzano e Galucommo. Su sindico Andrea Sodo ha disposto de tancare sasi scolasa, tottus sasi scolasa pro oie e crasa. Sa protezione civile nugoresa, cussa desa provincia, sar forza dess'ordine, polizia e carabinerisi, sun pattugliando esos caminor desa provincia pro garantire su succursu e sa securesa desos cittadinoso. Sa temporada sata contentauso spizzinnoso, chi approfittando desa scola stancata si sunu ispassiaus per isos caminor de Nugoro. Santa Maria, Via Maiore, tutto su centro storico pare in una cartolina, però non fa vedere de su Monte Ortobene. Sorbichinauso de periferia, però sun tutti isolauso dai città giardino e dai sunuraghe si può trabicare pezzi a pede o chi in mezzo adeguauso. Sa situazione è difficile per insarbidar de monte, in fonne su nive startu mesumetro e si chinda ghettare. Sor mezzor de sanas e desa provincia sun traballande, ma il menzusa non si ponne rimbiazzu. S'allerta meteo er valida vinzas a Sasserse de 0 de Crasa, Mercurisi de che 8 de Iannariu. Sos agenti desa questura de Nugoro hanno fatto un'altra operazione antidroga. Sappatu su personale desa polizia de Stadu ha arrestato un minorenne che si accusa de possesso de droga pro la vendere. Sos agenti in sintiri di un controllo fatto in stazione de Sast de Nugoro han cassato un pizzino de 6 cannos che in 70 grammi de marijuana facendo un controllo in solloco strabicaor da esorzovanoso. Quando l'hanno firmato pro l'identificare l'hanno cattà in buzzacco un imbolico che in 30 grammi de marijuana. Picao a questura l'hanno perquisiu e l'hanno cattao atteros 30 kg de marijuana, su zovano a tammitiu de ais comporosa droga pro la vendere a sorfedale suos in sos istituto cittadinoso e procussu l'ana arrestao pro su reato de possesso de droga pro la vendere e l'ana accompagnava a su centro de prima accoglienza adettata risettande dell'interrogare su GIP. In una nota sa questura su talinea tachis operazione este su risultato de so servizio de controllo de su territorio che fior de su questore de Nugoro Massimo Alberto Colucci pro prevennere sa microcriminalidade mescamente in sollocos plus trabicauso che a stazione spratta supermercaus e istitutos scolasticos dande cara mescamente a sorzovanoso. Sos agenti del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale hanno denunziato 9 persone per una lottizzazione abusiva in siniscola in località Sarvades a Curzu de Capocomino. Custumanzano sos agenti del nucleo investigativo del Corpo Forestale e sos collega della stazione di siniscola che hanno sequestrato serfravicos in un tretto de pregio ambientale che s'accarata su Gulfo de Rosei. Su provvedimento de sequestro l'ha firmato su Zuzze de su Tribunale de Nugoro Claudio Cozzella a secur de sa richiesta de su PM Giorgio Bocciarelli che ha coordinato as indagines. Intre sos indagaos, sor Merese, sor Fravicadorese, sor direttore de sos traballoso, che hanno per rispondere de violazione in materia urbanistico-edilizia, de aera buttinau e mudau bellesar naturales in tretto sottopostos a tutelasa e de vrassu in atto pubblico. In su registro de sos indagaos hanno iscritto per isos tecnicos comunales e pro abuso de ufficio e omissione, a postir de aer dau concessiones edilizias illegittimas e fin sardem mancao controllo. In una nota de su servizio ispettorale ripartimentale de Nugoro si legate che l'attività de monitoraggio fatta da su Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale punna a tamparare su paesaggio minettao da abusos edilizioso. Sos carabinieri desa compagnia de siniscola, paris a sos collega desa tenenzia locale, hanno denunziato un cittadino senegalesu che ha tadde per rispondere di su reato de violenza privata contro uno scantor minorennese. Su vattes capitaueris in San Teodoro, desos accertamentos o desor militare, sparete che su senegalesu si sia accurziato un grustiu de pizzinnoso e che in una trampa lo sapat accusauso de che l'aere vurau su telefoneddu. Prosiva che spaccare su danno lo sato bricausa a irbodiare sarbuzzaccas e alli consignare sos telefoneddu si so. Quando uno dei sospizzinnosos este rifiutao su senegalesu la da un'imberta, un omine colande abidusi scene a mutiusu chente doichi, in sinteri ha firmato su senegalesu convincendelu a torrare tutto a sospizzinnoso. Quando sta arribata sa gazzella, sos carabinieri hanno firmato si stranzo e avviato as indagines pro comprendere tevi capitao. A su senegalesu l'ana denunziao a sa procura de Nugoro e comata de per rispondere de violenza privata a danno de minorennese.
Per ordinare prosasi squadras sportiva sardas impinnadas in sos campionato nazionales, torrare a perrere un'avvertenza che in sa compagnia all'Italia pro tariffas agevoladas a prosa sociedades, dinare pros adeguamento de sus impiantos sportivos in Sardegna, all'upedire Edoardo Cocco de Forza Italia che in una mozione presentata in Cussizzu regionale. Non risulta chi appan irmesaus or finanziamentos in favore desi sport sardu nata a tocco, muzzando esos contributos promitios a sa sociedades sardas in principio de stagione. In questa maniera è impossibile a programmare. Meda sociedades sardas hanno de permuzzare su tanto previdi in principio de stagione per poter mandare ad innanti sos campionato, rinunziando a atletar fortes e non potendo programmare esas trasfertas in continente che costano a meda.